Ciao a tutti. Questa volta vorrei presentare un pezzettino di video perché abbiamo trovato un posto che è troppo figo. E non è possibile con la visita brevissima che abbiamo fatto noi farvi vedere tutto questo posto. Si tratta del Forte Enna che si trova sopra il Poleo in zona Valli del Pasubio. Quindi vi presento una specie di trailer stavolta perché la settimana prossima uscirà il video. Sicuramente questo comporterà una nuova uscita nostra che faremo questa settimana. Questo rombo ovviamente della favolosa mitica beta di Christian. Saliamo a oltre 900 metri, partendo da 500. Perché questa volta sono andato in moto. Non mi vedete con la mia solita mountain bike, ma mi sono fatto dare uno strappo da Christian, che è appassionato di moto e aveva visto questo posto. È un po' distante da casa, quindi era un casino fare la bicicletta. Sempre parte dell'avventura comunque. Teniamo presente che il buon caro osso sacro durante questa salita, del sottoscritto ovviamente, ha subito il giusto trattamento. Ecco, non mancherà una piccola escursione con il drone che abbiamo fatto proprio questi giorni, domenica scorsa, per darvi un'idea della maestosità del luogo. Un posto enorme, vecchio forte abbandonato della prima guerra mondiale. Cioè, il fondo, se dopo che la stretta. Corso di montagna bellissimo, consigliato fare a piedi, è tutto in ombra, quindi anche di estate è fantastico. Partite da Santa Caterina, vi lascerò il luogo in mappa. Ah, vero. Ma se c'è un demonio, un demonio. Non è un demonio questa moto, come dice Christian, ma è un muscio, come si dice in dialetto veneto. È veramente una moto inarrestabile. Vedo che la GoPro ha retto, l'abbiamo fissata in qualche maniera lì davanti, le manubrio. Ma vabbè, lì saltava dentro con un secondo, ma lì là. Cioè, è sotto là.